Prima medaglia azzurra ai mondiali di Cortina 2021 ed è una medaglia molto pesante. È l'oro di Marta Bassino che nel gigante parallelo di oggi pomeriggio ha messo l'Italia sul medagliere e si è regalata un oro mondiale. Non ce ne vorranno le altre 70 nazioni partecipanti, siamo sempre stati molto molto paritari fino ad oggi nei commenti e nelle storie, ma questo è un momento di grande soddisfazione per tutti. Una medaglia attesa, una medaglia che abbiamo sperato di poter accarezzare con Paris nella velocità e sempre con le ragazze, con Bassino e Brignone in Super G, e finalmente un medagliere che si sblocca. Giornata veramente clamorosa. Benvenuti a Casa Veneto, questo è Studio Cortina 2021. Oggi assegnate 6 nuove medaglie, 3 maschili ovviamente e 3 femminili, paralleli, giganti paralleli. È stata una vera e propria sparatoria rusticana, come l'abbiamo definita nel nostro diario. Ne parliamo insieme a un ospite, l'ospite è Mike Perani, che come potete vedere, insieme al gran capo Zoran Filicic, sono letteralmente in uscita dalle piste, quindi letteralmente l'abbiamo prelevato appena finita la cerimonia di premiazione. Ciao Mike, ciao Zoran. Direttamente dalla camera car dell'Entertainment Squad. Ciao a tutti, ciao Jacopo, buonasera a tutti. Ciao Jacopo. Come dall'oltretomba arriva la voce del nostro spirito guida che è Zoran e che salutiamo. Allora, Mike sta arrivando qui, quindi eccolo qua. Io sono solo il driver di Mike Perani. Lui è solo guida, non è spirito guida, è solo guida in questo momento. Mi ricordavi il coyote dei Simpson quando Homer mangia il peperoncino piccante e fa un viaggio onirico, però di questo magari parleremo dopo aver parlato dello sci. Nel frattempo Mike sta arrivando qui, quindi potremmo anche beccarci un momento di TV verità nel quale ci entra letteralmente dalla porta. Allora, partiamo, abbiamo descritto nel nostro diario, che ovviamente non avete fatto tempo a vedere, questa come una sparatoria da Far West, perché effettivamente il parallelo è dentro fuori, mors tua, vita mea, è stata sicuramente una giornata densissima e piena. Partirei dalla vincitrice, medaglia italiana, Marta Bassino, la mattina non era neanche tra le migliori 16. C'è altro di cui parlare che non la vincitrice? No, sto scherzando, ovviamente onore delle armi a tutte le ragazze e i ragazzi. La giornata di Marta è iniziata nel modo più strano possibile, nel senso che ha agguantato la final per letteralmente un centesimo dalla sua compagna di squadra e poi si è trasformata nel bellissimo cigno che abbiamo visto, anche se il suo soprannome ufficiale è un altro, però insomma da quasi brutto matroccolo a medaglia d'oro, che è una roba incredibile, bellissima. Lei era... Mike, mi sa che Mike l'abbiamo perso tra l'altro in questo stile un po' dopo... Eccoci, aspettati. Ok, sta letteralmente entrando nell'hotel. Questo è lo stile un po' documentaristico. Letteralmente venite da voi, ragazzi. Ok, è un po' stile documentaristico, un po' The Blair Witch Project, lo so. diciamo. Comunque, per fare il punto con quello che stava dicendo Mike, effettivamente questa mattina il tempo di Marta Bassino era il tempo numero 17, quindi apparentemente insufficiente per entrare nelle migliori 16, dentro per il rotto della cuffia, e tra l'altro quello con Marta e l'oro è stato un avvicinamento veramente ballato sui centesimi. Dopo entreremo nel dettaglio della sua gara, ma pure in un contesto come quello del gigante parallelo, dove ovviamente gli scarti in una run che va dai 20 ai 23 secondi sono molto ridotti, quindi 6, 4, 2 centesimi, Marta è riuscita nell'impresa di vincere sia la semifinale che la finale facendo esattamente lo stesso identico tempo della ragazza che ha superato. Prima Tessa Worley e poi l'austriaca Linsberger. Perché ha vinto Marta? Perché nel corso del pomeriggio era la titolare della run più veloce tra le 3 in questione. Quindi sicuramente un insieme, un incastro di cronometro e di eventi veramente senza precedenti. Sicuramente ne siamo contenti perché è una medaglia che resterà negli annali ed è una medaglia che ci mette appunto su una mappa che stavamo aspettando di cominciare a frequentare. Ricordiamo il podio femminile: prima Marta Bassino, seconda appunto l'austriaca Linsberger, che cede in finale a Marta
con 0 centesimi di distacco. Terza, Tessa Worley, veramente in una fase di grandissimo splendore, Miss Gigante viene chiamata, e che sarà pericolosissima per quello che sarà poi il gigante di fine settimana. Nel frattempo, magia, carrambata. Io ho detto super cazzole per 30 secondi. Mi spiace averti messo in difficoltà, in realtà c'è stato proprio veramente un problema logistico legato alla cerimonia di chiusura. Anzi, grazie di essere venuto. Allora, riprendiamo un po' il filo della situazione. Vince Marta Bassino. Prima cosa che ti chiedo, reazione a caldo, reazione a fondo pista, cosa si è provato lì, insomma? Allora, è anche quasi difficile trovare le parole adatte, nel senso che per tutti è stata al tempo stesso una gioia incredibile, ovviamente, un pizzico di sensazione di liberazione quasi, cioè una medaglia di qualunque metallo fosse era tanto attesa, proprio anche a livello mentale, per sbloccare un pochino questo mondiale che già è partito un po' a rilento con gli spostamenti, con il meteo che ha fatto giustamente quello che deve fare il meteo, Chiaro, quindi suo ha fatto mestiere. il suo mestiere. Quindi c'era un pochino di tensione, mettiamola così, proprio anche per queste medaglie che insomma non erano arrivate per i motivi che conosciamo. Diciamo che la gioia e la liberazione sono forse i due punti chiave di questo momento. Marta era contentissima, visibilmente emozionata, orgogliosa. Questo fatto di aver vinto parecchie run in rimonta e letteralmente al photo finish, perché sia contro Federica che contro Worley e poi Linsberger, esatto, pari esatto. e pari, 0-0-0-0, Ma proprio cioè, è una roba incredibile. incredibile. Quindi è stata una gioia che probabilmente è esplosa ancora di più, proprio perché sudata ancora di più, proprio perché, come dicevamo, la mattina non era iniziata nel migliore dei modi per Marta, perché ha fatto la sua run praticamente da sola, nel senso che la sua diretta concorrente è uscita quasi subito, quindi il fatto di non avere un riferimento importante come un avversario a fianco contro cui fare corsa, perché di fatto, pur essendo una corsa a tempo, le Certo. qualificazioni erano comunque una contro l'altra, quindi un po' il riferimento visivo della tua avversaria ti dava lo sprone, lo stimolo, insomma la volontà di andare più forte di lei. E quindi era iniziata un po' in sordina, mettiamola così. L'abbiamo detto, è passata non con il miglior tempo, tutt'altro, tra virgolette il peggior tempo per accedere alla L'ultimo finale. disponibile. L'ultimo disponibile, C'è un giro di parole. l'ultimo disponibile. E quindi insomma davvero da from zero to hero, quasi direbbe qualcuno, cioè da ultima classificata a vincitrice. A me ricorda un Scusa, po'... a noi va bene così. No, va benissimo. Ok, va benissimo. Anzi, più c'è epica e meglio Esatto. è. No, a me ha ricordato, mentre parlavi un pochettino la vicenda di Bradbury, che non so se ricordi, Certo. nello short track vinse un oro perché cadevano dai quarti in avanti. Con Marta non è caduto nessuno, è soltanto l'essere entrata nelle migliori 16, veramente per il rotto della cuffia, Certo. poi dopo le ha messe tutte in fila. E io mi ricollegherei proprio a quello che dicevi tu della mattina, cioè farei un passo indietro, perché effettivamente il parallelo non è mai il primo della lista quando ti viene in mente un evento come i mondiali o le Olimpiadi, poi arrivi alla gara e tutti vogliono vincere, ovviamente, e ancora di più perché c'è questa sfida one to one, no? Si sente lo speaker chiamare e il giudice chiamare "Are you ready? Are you ready?", gli altri che rispondono, c'è anche una sfida. E questa mattina, notizia non di oggi ma ovviamente dei giorni precedenti, i due sceriffi, perché noi l'abbiamo descritto come diciamo duello rusticano, no? Non so se hai presente, per un Certo. pugno di dollari dicono l'uomo con la pistola quando incontra l'uomo col fucile è un uomo morto. Oggi i due fuciloni, Pinturò e Scifri, non ci sono all'avvio, alla partenza. Vlova combina quello che combina Sì. e improvvisamente nel saloon ci sono 32 pistoleri più o meno tutti alla pari. Vero, sì. Poi comunque le gare vanno disputate, corse, e vince il migliore, e chi non c'era ci dispiace per loro, nel senso che comunque Marta le ha messe in fila tutte, indipendentemente dal fatto che non ci fosse Schifrin, c'erano comunque tante sciatrici di livello mondiale. D'altronde siamo un mondiale, quindi ci aspettiamo che ci sia il meglio ad ogni cancelletto di partenza, così è stato. Sulla formula sono pienamente d'accordo, cioè il parallelo è un momento bellissimo, pieno di pathos, pieno di drama, come si dice, come è molto in voga dire adesso.
È molto molto divertente da vedere, da commentare, anche perché Lorenzo e Stefan si sono lasciati andare entrambi. Giustamente. Molto molto Parallelo molto... anche per loro. Parallelo anche per loro, soprattutto la finale femminile, esatto. E infatti a un certo punto ci era balenata l'idea di cercare uno speaker neutrale che non fosse né italiano né austriaco. Certo. Poi in realtà era giusto che la commentassero loro e forse è giusto, permettimi di dire, che sia andata così con un ex equo, perché una finale... Non so se l'Alisberg è proprio d'accordo. E se ne farà una ragione, lei Certo. l'oro comunque l'ha preso, ma nessuna delle due ha dovuto rinunciare al proprio, anzi probabilmente Certo. bene così, dai. Assolutamente. Poi andremo nel dettaglio del format, perché anche oggi un pizzico di polemiche o comunque delle cose da analizzare all'interno di questo format e ci torneremo. Ultimo passaggio sul, diciamo, il battaglione italiani. Da un lato, abbiamo già detto di Marta e lo diremo ancora, non ci stancheremo mai, oro magnifico. Abbiamo visto una Brignone uscire nel derby, proprio nel quarto di finale con Marta, visibilmente incazzata. Incazzatura sembrava proprio buona, carica, ci stava credendo tantissimo. Hai avuto la stessa percezione da lì? Allora, sì, probabilmente lei stessa non si aspettava un derby a quel punto della gara, cioè, l'abbiamo detto prima, se Marta si fosse qualificata con un tempo diverso, con un tempo migliore, sarebbe stata verosimilmente nella parte alta del tabellone, perché poi si è composto un tabellone tennistico che ha portato le ragazze agli scontri diretti. Probabilmente anche Federica si sarebbe aspettata, in caso di scontro fratricida, uno scontro nelle parti più alte del tabellone, quindi o in semifinale o addirittura in finale. Essersela trovata lì probabilmente l'ha, non dico destabilizzata, ma comunque un pochino di pressione in più gliel'ha messa. Lei, Federica, è consapevole della forza di Marta Bassino in gigante, perché comunque di fatto è la dominatrice della stagione, è informissima, si aspettano tutti grandi cose da lei anche in questi dubbio. mondiali. E quindi forse, non lo so, forse un po' innervosita da questa cosa, si è lasciata un po' trasportare. Di fatto poi l'abbiamo visto in pista anche in quel caso, tra Federica e Marta c'è stato meno del un proverbiale battito di ciglia, sì, quindi i valori sono molto simili, Chiaro. poi una ne passa, è passata Marta. Chiaro, poi se il valore è così vicino e vedi chi ti batte per quel valore minimo vincere, è Certo. chiaro che tu immediatamente vai a visualizzare, loro maestri della visualizzazione, visualizzi te stessa Sì. in quel posto lì. Altro tema italiani, lato maschile, a me sembra proprio un'occasione persa, un po' per sfortuna per De Ali Prandini, perché elimina Odermatt per un centesimo, se Sì, non sbaglio, sì, uno. tostissima, Sì. e nella sua run di quarto di finale è davanti tutto il tempo, sbaglia, cade, si rialza, si butta sul traguardo e manca la semifinale di 6 centesimi. Davvero? Veramente poteva essere un'altra medaglia questa. Davvero per poco anche per lui, dispiace tantissimo, anche perché come è stato per le ragazze, anche per gli uomini, dopo le delusioni, non ci nascondiamo dietro a un dito, il fatto di non aver preso medaglie nelle discipline veloci è un po' una delusione per tutti. Poteva essere davvero l'occasione questa per provare a portare a casa un metallo, insomma una medaglia. È un peccato davvero, perché l'abbiamo visto, lui a differenza per esempio di Federica, l'abbiamo visto anche con un linguaggio del corpo un po' diverso, arrabbiato ovviamente, perché chi perde non può essere contento, però comunque consapevole di aver dato tutto, di aver fatto il suo dovere. Sai, poi quando esci per 6 centesimi, è vero che è una gara corta, però 6 centesimi sono un niente e quindi Certo. dispiace ovviamente, era dispiaciuto ed è più che comprensibile, ma anche consapevole che insomma è stata veramente una questione di pochissimo. Sì, certo, gli americani dicono chi vince festeggia, chi perde spiega, ma Bravo. se perdi per 5 centesimi, 2 centesimi, oggi anche per un centesimo, chiaramente quello che devi spiegare è proprio poco, no? Sì. E arrivando nel dettaglio della gara maschile, vince il francese Favre, secondo un fantastico Zubcic, per il quale io parteggio grandemente perché veramente ha un carattere esuberante. L'abbiamo paragonato a Terence Hill, lo chiamavano Trinità, perché se proprio dobbiamo parlare di spaghetti western, lui è bello, cattivo, sorridente, c'ha proprio lo sguardo di chi la sa lunga. Vero. E sembrava l'unico oggi in grado, terzo poi lo svizzero Maillard, mi è sembrato l'unico, non so se hai avuto la stessa percezione, ad essere in grado di sfidare alla fine la pista blu. Perché le due piste
ce n'era una chiaramente più veloce, oggi poi ci andiamo nel dettaglio, Sì. che era la rossa. L'unico che ha dato l'impressione di buttarsi a testa bassa in quei binari che si erano creati nella blu era Zubo, e per poco diviene il colpaccio. E per poco viene il colpaccio del croato, anche in questo caso possiamo dire che insomma un pizzico di sfortuna, o comunque per lui forse si può dire davvero un'occasione persa, nel senso che ha fatto una gara meravigliosa, gli è mancato forse il guizzo in più alla fine, dopodiché onore al vincitore come sempre, anche in Chiaro, questo chiaro. caso Favre ha fatto È stato molto lineare, mi è parso. Cioè... Sì, sì, vero. Purtroppo Zubo, anche io concordo con te, è uno che ci piace perché è un combattente, uno Sanguigno. che meriterebbe davvero. Porta a casa comunque una bella medaglia, prima medaglia per la Croazia, chissà che non gli sia da viatico per insomma 2 buone prove nelle 2 prove tecniche che rimangono. Assolutamente, quello a cui si riferisce Mike è sicuramente il carattere di Zubo che emerge, è un po' la cifra distintiva di tutte le nazioni dei Balcani, dei croati in particolare, non diciamo a Zoran che ho detto di tutte le nazioni dei Balcani come se Ok. fossero un tutt'uno. No. Se volete sul sito di Cortina trovate un'intervista che abbiamo fatto con Zubo e che spiega molto bene il senso di appartenenza che tutti i croati scuola Kosteric si portano dietro, no? Quindi grandi lavoratori e capaci anche di grandi divertimenti quando poi Beh, la gara ci finisce, sta, come sta, giusto quindi- che sia. Andando nel dettaglio invece di quello che è stato il format, perché sicuramente è un format che fa chiacchierare. È stato bellissimo da vedere, perché per 1 ora e mezza ti tiene proprio in punta di divano, perché siamo tutti sul divano noi, Sì. e veramente sei lì fino all'ultimo. Se da un lato è impossibile prevedere che 2 tracciati, sì, identici, ma ovviamente c'è la natura, può anche essere che si deteriorino in maniera leggermente diversa, la questione cronometro mi affascina, perché nella prima run, quindi nella manche numero 1, il massimo distacco accumulabile è 50 centesimi, cioè Sì. mezzo secondo. Sì. Nella seconda invece puoi andare oltre. Quindi può capitare, ed è successo, che magari un atleta nella prima manche arrivi dietro di più di mezzo secondo, però paga mezzo secondo e poi vinca nella seconda perché il guadagno che ha nella seconda su magari il tracciato più pulito è maggiore. Quindi magari c'è anche chi ha passato facendo in totale un tempo più alto. Guarda, io posso anche capire che ci sia un po' di disappunto da parte di qualcuno. In realtà, il mio personalissimo parere è che le condizioni comunque, come le giri e le rigiri, sono uguali per tutti. Quindi di fatto ti puoi poco appellare alle difficoltà, al tracciato, al regolamento. Il regolamento è chiaro per tutti fin da quando si apre il cancelletto. E così è, e così resta. Sai, è vero, può esserci un lato, in questo caso il lato blu, la pista blu, era oggettivamente leggermente meno veloce, perché tutti hanno fatto la loro gara sulla pista rossa. Dopodiché l'inversione tra le 2 piste esiste proprio per quello, proprio per livellare il più possibile le difficoltà del terreno e delle piste che possono essere diverse. Esiste questa formula del 50 centesimi, non mi dispiace, ti dico la verità, perché? Perché tiene diciamo un po' sulla graticola il vincitore della prima run e tiene aperta la porta per chi magari nella prima, anche per esempio i DNF, coloro che non terminano la loro prima run, possono fare la seconda con il mezzo secondo di ritardo. Ti dà la possibilità eventualmente di raddrizzare un po' la barca, corso degli eventi. mettiamola così, sì. Credo che alla fine la pista parli in modo chiaro e netto, vince il più forte, ma per più forte può non essere necessariamente solo il più veloce, ma il più bravo a gestirsi, il più bravo a gestire appunto anche queste, chiamiamole pieghe del regolamento, il più bravo a interpretare la pista, il più bravo a dire ok, so già che questa run non la vinco perché ho fatto un errore, freno, tiro un po' i remi in barca, tanto so che più di mezzo secondo non becco e poi mi gioco tutto nella run successiva. Si è visto, perché lo abbiamo visto chiaramente con qualcuno, Marta Anche stessa, Marta, sì, secondo certo. me ha fatto così. Dopodiché, ti ripeto, mio umilissimo parere è questo è il regolamento, queste sono le condizioni, sono così per tutti, sono chiari a tutti fin dall'inizio.
Sono fatte per lo spettacolo? Sì, ben venga, perché lo spettacolo doveva essere, spettacolo è stato, si è visto Senza chiaramente, noi che eravamo testimoni in diretta ci siamo goduti una gara bellissima, piena di ritmo, veloce, molto molto divertente. Dunque secondo me sì, sai, è chiaro che come hai detto tu chi perde spiega e tra le spiegazioni che C'è uno dà anche può anche questa. dirci oh no, ma io mi Certo. aspettavo che... Però così è andata, ti rifarai alla prossima, che ti devo dire? Nel senso, No, no, è vero, è vero, è vero. Tra l'altro sono d'accordo con te, non ha perso nulla della spettacolarità per sé, quindi nel complesso di quello che abbiamo visto, chiaramente c'è un'interpretazione, no, di quelle che sono le regole, perché io ho in mente molto chiara questa immagine, sia di Marta che decide sulla pista blu contro la Worley di gestire per non fare errori perché sa che ha già preso mezzo secondo, esatto, e poi si tiene quel briciolo di energia che la fa vincere nella seconda, poi esatto. in mente Zubo, per stare sempre col nostro preferitissimo di oggi, che si lancia a testa bassa stile kamikaze giapponese, perché dopo avremo il sake, quindi questo, se Oh. vuoi fermarti ci metti il sake, comunque come kamikaze giapponese, perché lui comunque anche sulla blu vuole provare a fare il tempo, quindi sicuramente è molto, molto affascinante. Saperlo, conoscerlo prima, non fa perdere neanche un'oncia di quello che è la spettacolarità. E ti vorrei chiedere, visto che questo comunque stranissimo, a modo suo, è veramente unico, però è gigante, pali sicuramente, porte sicuramente più vicine, non sarà il gigante che vedremo, però sempre di gigante si tratta, quindi sicuramente anche i rapporti di forza tra maschi e femmine all'interno si guardano l'un con l'altro. Certo. Che cosa ti aspetti, che cosa vedi guardando avanti ai prossimi giganti, che indicazioni ti ha dato l'oggi? Guarda, qualcuno ti direbbe vincere aiuta a vincere e questo è un dato di fatto, cioè la vittoria dà morale, dà fiducia, uno è molto più confident rispetto alle proprie potenzialità, alle proprie possibilità. Dopodiché ogni gara va corsa e quindi può essere che qualche equilibrio, qualche valore venga un attimino messo in discussione. L'assenza di due big, di due fucilieri, come li hai definiti tu, e invece, che invece saranno presenti nella gara, tra virgolette, ufficiale, sicuramente spariglierà le carte. Non mi sbilancio nel dire che le spariglierà di più tra i maschi o tra le femmine, perché per entrambi potrebbero essere potenzialmente due Sei un pul- politico, che democristiano. No, però di fatto non posso dire che Penturo sarà più determinante di Schifrin e quindi in entrambi i casi sarà veramente, potrebbe potenzialmente essere un ciclone che si abbatte sulla gara di gigante. Però come dici tu, questa gara ha dato già delle indicazioni, possiamo già dire che qualcuno è in forma, qualcuno può ambire con diritto a fare bene, poi le medaglie sono 3 su 60, 70, quanti saranno a prendere il via, quindi può succedere veramente di tutto. Già in questi mondiali abbiamo visto qualche cosa in La questo qualunque. senso, nel senso che i cosiddetti underdog, quelli che tanto ci piacciono, che arrivano a sparigliare le carte, arrivano un po' dalle retrovie, un po' come degli imprevisti, no? Insomma, che arrivano e scombinano un po' le classifiche. Detto questo, io farei davvero la firma, ma non solo io, lo fanno tutti, potete fare tutti i gesti scaramantici che volete, però vedere come sta bene lassù Marta Bassino con una medaglia al collo, Magari anche con la leggerezza adesso, no? Di dire ce n'ho già una. quello potrebbe essere un fattore, così come è stato per esempio per Michaela Schifrin nel Supergigante, Senza dubbio. nel senso che lei partiva sicuramente con nessun tipo di pronostico a favore e ha fatto la gara che ha fatto, arrivando a un bronzo che forse nessuno si aspettava da un certo punto di vista, o tutti si aspettavano sapendo la caratura della campionessa. Assolutamente. Mike, se hai qualche altro minuto, io ti terrei qui perché abbiamo un ospite speciale, così mi dai una mano a parlare con lei. Ok. Tra l'altro siamo vicini all'ora dell'aperitivo e ti vedo pericolosamente sottopeso, per cui visto che si parla di cibo e che si parla di cibo di qualità, diamo il benvenuto a Chiara Brandalise del Consorzio Tutela Piave DOP. Benvenuta Chiara. Buonasera, buonasera.
Ti do del tu se posso, perché non ci siamo Vabbè, visti prima. certamente, Ok, sto ancora aspettando il primo ospite che mi chiede di dargli del lei. Quando arriverà ci adegueremo. Allora, innanzitutto benvenuta. Vista la tua presenza abbiamo un ulteriore sostegno, perché so che il buon Mike è un amante dei prodotti caseari e di questo in particolare, perché parliamo di formaggio. La prima domanda che ti faccio non può non uscire ovviamente dal seminato dello sci. Ti stai godendo, stai guardando questi mondiali? Li sto guardando e sono molto contenta di aver potuto partecipare come sponsor a questi mondiali che stanno avendo un grande successo, e anche se le medaglie stentano ad arrivare, ma io confido che qualcosa arrivi di buono. Sì, sì, li sto guardando, anche se tra un orario di ufficio e l'altro cerco di fare il mio meglio, ecco. Giusto così, come tutti gli italiani che tra smartphone e desktop aperto al lavoro di nascosto per seguire gli azzurri e non, perché qui abbiamo più di 70 nazioni che veramente stanno dando battaglia, quindi apprezzabilissimo. E entrando un po' nel dettaglio, insomma, del vostro prodotto, la prima domanda che mi viene da fare è che il prodotto Made in Italy è già di per sé sempre apprezzatissimo e molto amato. Che cosa può significare l'esposizione che ha un evento come i mondiali per un prodotto comunque importante e legato anche al territorio? Sì, il formaggio Piave è la DOP di questo territorio, la DOP della provincia di Belluno, quindi a maggior ragione non poteva mancare in questa occasione speciale una vetrina per tutto il mondo. È un prodotto DOP, appunto denominazione di origine protetta, quindi è un'eccellenza per l'Italia, ma soprattutto per questo piccolo territorio di montagna dove quotidianamente gli allevatori si scontrano con tutta una serie di difficoltà. Per cui i mondiali sono assolutamente un'occasione imperdibile per mostrarsi al mondo, anche se devo dire il formaggio Piave è già conosciuto anche oltreoceano, perché è un formaggio che è già ben apprezzato dai consumatori di circa 30 paesi. Caspita, 30 paesi, una distribuzione veramente importante, complimenti. Io ci butto sempre dentro un po' di mio vissuto personale perché poi mi escono le domande spontanee e quindi non riesco a contenermi. Io questo ricordo da bambino, avevo la nonna che faceva i formaggi fatti in casa e mi ricordo che c'era un'alchimia pazzesca, cioè dietro c'era tutta una magia che è un sapere antico veramente per arrivare a creare un prodotto che poi è di qualità e ha le caratteristiche che vuoi. Nello specifico ovviamente non penso che avrete più le nonne, immagino, però qual è la storia e come Abbiamo il nasce? Casaro. Ecco, appunto, come nasce? Qual è mi viene da dire ricetta, ma in senso ampio, no? Ricetta per il successo. Ma allora, il Piave ha alcuni segreti che sono, prima di tutto, il latte che è solo di questa provincia, è un latte quindi prevalentemente di montagna e di altissima qualità. Un altro elemento che lo rende unico assolutamente sono i fermenti, anche questi locali, autoctoni di questa zona, quindi irripetibili in altre zone. E poi c'è la sapiente esperienza del Casaro, che è quell'uomo che proprio mette le mani nel formaggio, che capisce quando è il momento giusto per aumentare o abbassare la temperatura di cottura della cagliata. Quindi per quanto diciamo, la manualità negli anni sia stata un po' abbandonata nella produzione del formaggio, quindi nella produzione casearia, c'è comunque sempre la necessità dell'intervento umano del casaro, perché il formaggio altrimenti non verrebbe bene. Chiaramente. Io Chiara ti do già l'indicazione, l'indizio che l'ospite che verrà dopo di te, che invece si occupa di sakè, ha già preparato un pezzo di Piave DOP perché vuole farmelo assaggiare con il sakè, quindi è già una bella biglietto da visita, diciamo, di quanto possa essere poi utilizzato in maniere diverse il vostro prodotto. Ma prima di salutarti vorrei chiedere a Mike di farti una domanda, se no sembra che l'ho fatto restare solo per mangiare, invece deve giustificare la sua presenza almeno con una domanda. In realtà mi riallaccio a quello che hai detto tu. La mia nonna invece mi diceva sempre che il modo migliore per conoscere un prodotto è assaggiarlo. Quindi volevo chiedere alla nostra ospite, un modo insolito per gustare il formaggio Piave, magari una cosa un po' particolare, una cosa che
non ci si aspetta. Un segreto mettiamo- internozzo, sì, va esatto, bene. una cosa così. Concordo assolutamente che il formaggio va assaggiato, prima di tutto va annusato il formaggio. Infatti gli assaggiatori ONAF, che sono degli specialisti, ti insegnano proprio prima ad annusare, quindi con i vari sensi, annusare, poi spezzare il pezzo di formaggio e poi assaggiarlo. Noi lo proponiamo in diverse stagionature, quindi ogni stagionatura si abbina magari a pietanze diverse, però secondo me la cosa più interessante sono le salse dolci piccante, che possono essere prevalentemente fichi o pere, che si sposano bene con questo tipo di formaggio, oppure molto interessante l'abbinamento con il miele, che può essere o di castagno abbastanza forte, oppure di acacia un po' più leggero. Comunque sono tutti da provare. Non ce ne faremo mancare neanche uno, sarà l'orario, non lo so, però comincio a sentire, sarà l'argomento ovviamente, comincio a sentire un languorino. Allora Chiara, io ti ringrazio di essere stata qui con noi e di essere intervenuta nella Grazie a nostra voi. trasmissione e ti lascio e lascio anche tutti i telespettatori sbagliato, non so, comunque tutti i presenti che ci stanno seguendo alla storia del parallelo. Nel diario dei mondiali vi abbiamo raccontato di questi spaghetti western che ci hanno ispirato le gare di oggi, siamo andati oltre e abbiamo raccontato in salsa appunto western la storia del parallelo. Genere spaghetti western, sparatoria parallela. Il cimitero di Sad Hill, la collina triste, è uno dei luoghi più spettrali e desolanti e lugubri di tutto quanto il Far West. È costruito nei pressi di una piazza circolare in pietra, spoglia e nuda, ed intorno a quella, come i raggi di un sole nero, si dirama una reggiera sconfinata di tombe, oltre 8.000, stando alle leggende. Le croci sono le più semplici possibili, la maggior parte di un legno che non è buono neppure per accendere il fuoco, marcito com'è dal clima torrido di un deserto senz'anima. Un cielo limpido sembra quasi vibrare all'orizzonte e riflette sulle rocce piatte che pavimentano tutta la piazza una luce gialla tanto forte che è impossibile tenere gli occhi aperti senza contrarli in una smorfia di dolore. Sul perimetro esterno della piazzetta, come se il centro fosse quasi un territorio proibito, perfettamente a metà strada tra le tombe alle loro spalle e quello che sembra essere l'ombelico del mondo, stanno 3 loschi figuri, coperti di polvere, sudati e barbuti che si guardano sprezzanti di odio. Le sole cose più volgari del loro aspetto sono le loro lingue, taglienti, che si lanciano messaggi veramente irripetibili, postumi della grande avventura che li ha condotti fin lì. A menare le danze è il buono, il più taciturno di tutti. Porta un poncio verdone con dei ricami color panna che un tempo, si presume, dovevano essere stati bianchi come la neve. Una camicia di jeans compare, timida e in totale disordine, sotto al colletto squadrato. Il buono, al collo, porta un foulard nero, come se il buono vivesse con il lutto perennemente addosso. E del volto, tra il cappello marcio a tesa larga, la barba lunga e un sigaro smangiucchiato, non si vedono che pochi centimetri. Bastano però quelli a mettere paura a tutti. Il secondo uomo, come direbbero in un linguaggio adatto al film, è un sadico bastardo, un avventuriere senza patria, che si è meritato il nome d'arte de Il Cattivo, pur vivendo in un ambiente professionale che di spietati malandrini certamente abbonda. Vestito con maggiore eleganza rispetto al buono, ma lercio pure lui, porta un vestito grigio, il cappello e la camicia sono neri e sul volto si può riconoscere una pulsante vena di cattiveria pura, disegnata alla perfezione dal naso aquilino, dai foltissimi baffi a manubrio e dalle sopracciglia più arcuate della storia del cinema. Una delle sue dita in più è mozzata. Il terzo personaggio in questo scenario spettrale, infine, è Brutto, di nome e di fatto Brutto. Un finto magro, oppure un finto grasso, impossibile da dire la differenza, sotto gli strati di abiti malconci, di ruggine e di polvere da sparo. Vestito di un marrone che ricorda la terra rossa, completa il caleidoscopio dei colori del deserto con cui i 3 si sono agghindati per l'occasione.
Un grosso naso a patata, barba incolta, fronte spaziosissima, piena di rughe e molto sudata, basettoni lunghi e davvero mal curati. Al collo porta una semplice corda, quasi un ornamento, a ricordare tutte le volte in cui, nel corso del film, lo abbiamo visto praticamente morto, quasi ciondolare dalla forca. È sicuramente il più spaventoso dei tre. La tensione cresce e il montaggio serrato di Sua Maestà Sergio Leone, fatto di mani, occhi, di dita e di grilletti, crea un crescendo di inarrivabile bellezza nella storia del cinema italiano e mondiale. Il buono, il brutto e il cattivo è finalmente giunto al capolinea, l'attesissima scena finale. Dentro oppure fuori, perché questa città è troppo piccola per tutti loro. E quando un uomo con la pistola incontra l'uomo con il fucile, l'uomo con la pistola è sicuramente un uomo morto. C'è qualcosa di primordiale e di emozionante nella sfida diretta, nel testa a testa più spietato, perché in quel momento lì il passato non conta più. Le misfatte e gli egoismi, i successi e le cadute, tutto scompare in un puff. Le regole possono venire stravolte in un battito di ciglia e tutto quello che pensavi di sapere svanisce, come una bolla di sapone sfiorata da un dito distratto. Siamo io contro di te, grilletto contro grilletto, lamina contro lamina, traiettoria contro traiettoria. Per decidere chi è più bravo, senza se e senza ma. Senza la pista che si deteriora, senza il sole che si nasconde all'improvviso dietro a una nuvola, senza il cronometro, o quasi. Il capolavoro di cui vi abbiamo descritto sopra, epilogo della famosa trilogia del dollaro e titolo più emblematico tra tutti gli spaghetti western del secolo scorso, venne distribuito nella torrida estate del 1966, quando i bambini, in cortile, giocavano tutti quanti a indiani contro cowboy. Neppure 10 anni più tardi, la scena, stessa identica, si ripete, ma questa volta però a latitudini molto differenti. Non un cimitero nel deserto, ma a Ortisei. Non in mezzo alla sabbia bollente e ai cactus, ma sulle nevi immacolate della Val Gardena. Non dispersi nel nulla, ma circondati da oltre 50.000 tifosi scalmanati. Senza le pistole, per fortuna, ma con ai piedi un paio di sci taglienti come le lame di Hattori Hanzo. La gara che chiude la stagione di Coppa del Mondo è uno slalom parallelo e all'ultimo cancelletto dell'anno sono arrivati in 3 primi a pari merito. E di certo non sono 3 sciatori qualunque. Cominciamo dal primo. Il buono. Il buono è Gustav Töni, orgoglio italiano, che con il suo ciuffo alla Ringo Starr e il suo atteggiamento taciturno è la stella polare del nostro movimento. In bacheca ha già 3 coppe di classifica generale, è l'eroe della nostra storia, corre in casa ed è il favoritissimo per la vittoria finale. Il più tecnico, il più esperto, il grande protagonista annunciato. È il Clint Eastwood della Stelvio, al quale assomiglia per la tenebrosità truce e apparentemente inscalfibile. Il secondo protagonista è il brutto, e il brutto è Ingemar Stenmark, che brutto in realtà non lo è affatto, ma lo era allora, con la sua folta chioma da surfer, lo sguardo furbo e gli occhi espressivi. Non lo è oggi, anche se la sua folta chioma da surfer, ma anche senza la sua folta chioma da surfer, ma pur sempre con lo sguardo furbo e gli occhi espressivi. È però il brutto all'orizzonte, il nemico che emerge, pronto a diventare ormai la nemesi del nostro grande eroe azzurro. Ha soltanto 19 anni il talentino lappone, ma con un exploit da libro dei record ha piazzato 10 podi consecutivi in Coppa del Mondo, arrivando a giocarsi l'ultima partenza a pari merito proprio con il nostro Gustav. Solo l'anno prima era finito 12° e ora è a un passo dal trionfo. Sembra incredibile, ma è proprio così che nascono le stelle. Infine, il cattivo. Il cattivo, il terzo pistolero primo in classifica, è un infiltrato speciale. È l'austriaco Franz Klammer. Cattivo Franz Klammer lo è sul serio, con il suo talento cannibale e il suo look alla Gérard Depardieu. Nel corso della stagione ha stritolato tutta la concorrenza in discesa, mettendosi al collo lo scalpo della Kandahar, della Streif, di Wengen e della Saslong. Coppa di specialità in ghiaccio e prima vera occasione di portarsi a casa anche il bersaglio grosso della Generale.
Il pronostico è contro di lui. Giunto qui al cospetto dei maestri dello slalom, ma contro quel collo taurino, quella mascella squadrata e quella cattiveria agonistica, nessuno è pronto a scommettere. Parte finalmente il parallelo, ultima gara della stagione 66. Il cattivo, Klammer, è il primo, da pronostico, ad abbandonare i sogni di gloria. Eliminato dall'italianissimo Helmut Schmalz, che a Ortisei è nato e cresciuto e che per aiutare Gustav farebbe di tutto. La giornata è un colossal, ore di interminabile tensione, tra accuse di combin di varia natura e la stanchezza che si accumula nelle gambe e nelle braccia. Ci si ricorda che il 66 è passato, sono 9 anni dopo e qui Sad Hill non è più all'orizzonte. Il gioco di squadra però è consentito dal regolamento e se ne fa un ampio ricorso. L'azzurro Tino Pietro Giovanna esce apposta di pista per permettere a Töni un approdo in finale risparmiando qualche oncia di energia. Stenmark, invece, nei quarti contro il polacco Bakleda, rischia il patatrack, quasi in forca e si prende 2 secondi e mezzo nella prima manche. È fatta, pensano tutti gli italiani presenti. E invece no. Rimontone nella seconda manche, che fa storcere anche il naso a qualcuno. E il buon Fausto Radici come ultimo ostacolo rimasto sulla strada della finalissima per lo svedese. Ma la sceneggiatura, lo sappiamo, è già scritta. Il set è pronto e la finale del parallelo deve per forza vedere 2 tra i più grandi di sempre, Töni e Stenmark, sfidarsi gomito a gomito per la Coppa del Mondo 1975. Un epilogo esaltante, dove allievo e maestro, lepre e cacciatore si affrontano, dita sul grilletto per il grande jackpot finale. È solo la prima manche. Un po' di ritardo non sarebbe poi così grave, ma il DNA del campione nello scontro si esalta e diventa famelico. E così nessuno dei due risparmia rischi e traiettorie aggressive. Sono in linea, 1 centimetro avanti, 1 centimetro indietro, a seconda di come la si guardi, in un balletto fatto di eleganza e di potenza in egual misura. Poi, a sole 2 porte dal traguardo, il giovane svedese cede alla pressione del favorito, sbaglia in forca e cade. Per Gustav è vittoria, è la coppa, è festa con le migliaia di persone accorse per gustarsi questo duello rusticano. Ce ne sono stati molti altri dopo di duelli. Tra i due, certo, ma anche tra i tanti altri grandi campioni delle discipline tecniche, che nel corso dei decenni hanno dominato la scena del circo bianco. Per esempio, fu uno slalom parallelo a mettere per la prima volta in assoluto il nostro Albertone Tomba sulla mappa, nel giorno di Natale del 1984 a Milano. È sempre stato il parallelo ad aver battezzato la nuova formula del team event, che ha esordito sotto i 5 cerchi alle ultime Olimpiadi coreane, dopo il grande interesse suscitato nelle precedenti edizioni dei mondiali. Come l'ultimo mondiale ad ore, dove gli azzurri hanno strappato un bronzo, dietro a Svizzera e Austria, che fa molto ben sperare. Di sicuro la storia del parallelo è una storia lunghissima, che affonda le sue radici nella bellezza del duello faccia a faccia. L'1 contro 1 è emozionante, semplice e soprattutto è impossibile da contraddire. Da quando gli stati d'Occidente hanno smesso di farsi le guerre gli uni contro gli altri, lo sport è diventato il territorio dell'epica e dell'eroismo. Nei valori dei duellanti si incarna il pensiero della gente, con i suoi spigoli e le sue asperità. Ali contro Frazier, Federer contro Nadal, Senna contro Prost, non è mai soltanto sport. Per questo il parallelo rappresenta l'essenza più pura dello spirito competitivo. Citius, Altius, Fortius. Più veloce, più in alto, più forte. Questo recita il motto olimpico. Sì, più veloce, più in alto e più forte di te, però. Anche se poi, forse, il vero motivo per cui ci piace il confronto diretto è che sotto la corazza, sotto lo stereotipo e sotto le semplificazioni, siamo tutti uguali. Come ci ha mostrato magistralmente il maestro Ennio Morricone, un compianto gigante d'Italia che del buono, il brutto e il cattivo ha scritto un'indimenticabile colonna sonora. Il tema musicale del film, infatti, è sempre lo stesso, uguale per tutta la pellicola, ma viene proposto in 3 chiavi diverse, a seconda di quale personaggio sia il principale sullo schermo. Se c'è il buono, è suonato da un flauto soprano. Se c'è il brutto, è suonato da un coro di voci umane.
Se c'è il cattivo è suonato da un arghilofono. Perché è proprio questo che sono i tre. Sono la stessa canzone, suonata però da strumenti diversi. Ed è questo che siamo tutti quanti. Amiamo il parallelo, adoriamo la sfida e aspettiamo con ansia il confronto, impazienti di vedere chi ha il grilletto più veloce del West.